La Lega di Zai sarà più un partito di governo e di lotta, se di lotta contro chi? Ma io direi di lotta al governo, ma direi che non abbiamo più bisogno, come si può dire, di dimostrarlo, anche perché dove amministriamo abbiamo dimostrato con forza che le nostre idee poi le portiamo avanti, che non sono solo quelle delle ronde o magari delle grandi battaglie che come partito facciamo, ma sono anche quelle di aver inaugurato stagioni delle opere pubbliche. Io sono reduce da un'amministrazione provinciale dove ho realizzato quasi 500 opere pubbliche in 8 anni e sono lì sotto gli occhi di tutti, non è che me le sono inventate. Insomma, se il modello della rotatoria è passato a livello nazionale lo si deve alla provincia di Treviso. Può sembrare una banalità, ma io ricordo le battaglie per fare le rotatorie, cioè tutti volevano i semafori. Oggi fare un semaforo, cioè ti mettono in galera se fai un semaforo su un incrocio perché ci vuole la rotatoria. E quindi sarà, come diceva qualcuno, ma questi si occupano di tombini o di cosa? Cioè, noi ci occupiamo dei problemi della gente, poi cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, poi saranno i cittadini a valutarci. Avete cambiato pelle e che la cambierete ancora? No, siamo cresciuti nel senso che il movimento nasce come forza movimentista di rottura, parla di federalismo, parla dei problemi cogenti che la società aveva ed ha ancora. E poi si trova di fronte alle amministrazioni e cerca di portare le proprie idee all'interno delle pubbliche amministrazioni. Qualcuno si preoccupò all'inizio, però poi i risultati che abbiamo avuto negli anni, basti pensare alla stessa Treviso, sono stati eccellenti perché comunque i cittadini continuano a premiarci.